nella nostra anteprima cerchiamo di raccontare la settimana, i fatti più importanti della settimana. Lo facciamo oggi con Felice Cavallaro, firma del Corriere della Sera, editorialista, e Felice, ciao, non so se posso dirlo, grande amico mio. Certo che puoi dirlo, come no? Il decreto Caivano forse è bastato a Caivano, certamente non allo Zen, dove non si è visto assolutamente nulla e dove oggi è anche difficile per una pattuglia di vigili urbani o della stessa polizia o dei carabinieri addentrarsi. Cioè bisogna arrivare in grandi forze, allora bisogna trovare un modo per un controllo reale, capillare di tutte queste aree, anche perché non si capisce perché se i ragazzini vanno via da lì con i motorini, ci può essere anche un posto di blocco, cercare di capire prima se arrivano nel centro della città armati o meno. Un po' di controllo, un po' di controllo più incisivo del territorio. Senti, che ne pensi a proposito di politica? Dimmi Felice, e poi ti faccio un'altra domanda sulla politica. Che queste cose me le aveva dette pochi giorni fa in un'intervista a Stefania Auci, ovviamente con il timore di passare per una che vuole militarizzare la città, ma non è questo il punto. Il punto è che bisogna dare una raddrizzata e bisogna avere un controllo serio delle strade. E questo non significa essere di destra o di sinistra, significa chiedere un minimo di vita civile che ci consenta di non avvelenare le nostre giornate registrando la violenza inaudita dell'omicidio dell'altra sera, ma anche tante piccole violenze che finiamo per subire, quei ragazzi con i motorini elettrici che entrano ovunque, sì, davvero fastidioso. Succede le teste rasate. Le barbe talebane, queste cose insoportabili, davvero. Esatto. Quel che io ho rappresentato al Ministro, cioè a dire l'opportunità, come più volte sollecitato, di avere maggiori uomini, non solo nell'ambito della polizia di Stato, ma anche della polizia locale. È vero che ne abbiamo assunti 180, ne stiamo assumendo altre 22, però è chiaro che dobbiamo cominciare a ragionare in una prospettiva futura in cui è previsto il pensionamento di molti di quelli che c'erano prima. E poi abbiamo chiesto anche, ove possibile, alcune unità di militari dell'esercito italiano. Inoltre ho chiesto anche che si faccia un'attività di ricognizione per accertare se è possibile aumentare la dotazione dei fondi con cui si consente ai titolari di esercizi pubblici di provvedere alla vigilanza privata, quindi attraverso degli steward di sicurezza, cosa che, a prescindere in ogni caso dalla possibile esistenza di fondi, è una cosa che desidero chiedere agli operatori catanesi, perché consideriamo che la forte presenza, la forte concentrazione di locali all'interno di zone di movida consentirebbe un aggravio di spesa veramente limitato, un sacrificio che certamente può essere sopportato in ragione dei benefici che ne derivano, perché anche loro ne avrebbero dell'utilità. Il Ministro ha detto che verificherà, perché comunque la richiesta di Catania si associa alle richieste di tantissimi altri comuni. Uno dei dati paradossali è che chiede all'esercito anche il comune di Trento, uno non avrebbe mai pensato. Quindi sta compiendo una ricognizione, ma mi ha promesso che poi i risultati di questa ricognizione saranno esposti dallo stesso Ministro in occasione di una sua prossima trasferta a Catania, dove lo aspettiamo proprio per comunicarci quello che si potrà fare. Volano basso le 9 province siciliane che ancora una volta non ambiscono ai primi posti della classifica sulla qualità della vita, edita da Italia Oggi, che restituisce per il 2025 un'Italia peggiorata di poco rispetto allo scorso anno, ma con numeri penalizzanti per il Sud. Milano si conferma in cima, seguita da Bolzano e Bologna. La classifica di Italia Oggi Ital Communication, in collaborazione con l'Università La Sapienza di Roma, è stilata sulla base di 92 indicatori suddivisi in 9 macro categorie. Alle province vengono assegnati punti in base alla vivibilità, sicurezza, salute, turismo, lavoro, ambiente, istruzione, ricchezza.
Le 9 città dell'isola restano in difficoltà. La prima nella classifica la troviamo soltanto al 78° posto, è Ragusa, che sale di 9 punti rispetto alla sua posizione precedente. Poi Messina 90°, seguita da Trapani. La prima sale di ben 13 punti, la seconda di 1 punto. Scendendo ancora Enna si trova al 96° posto, Palermo al 99° e Catania al 100°. La prima guadagna 1 punto, la seconda scende di 2. Siracusa, 102° posto, Agrigento con il suo 103° posto sale di 2 punti rispetto alla classifica dello scorso anno, e poi Caltanissetta che si conferma al 107° posto. Oltre al dato della classifica, conta soprattutto la percezione del cittadino di fronte a questi temi. In città come Catania e Palermo, ad esempio, si risente del problema lavorativo, ma è soprattutto il sentore di una mancanza di sicurezza che rende sfiduciata la popolazione. Furti d'auto, rapine, accoltellamenti per pochi soldi, violenza generata anche da futili motivi nei luoghi della movida insinuano tra residenti e turisti paura e smarrimento. In una recente classifica del Sole 24 Ore basata sulle statistiche ufficiali del Ministero dell'Interno, Catania e Palermo prime in Sicilia per criminalità. Occorre l'esercito, uno stato di polizia, pene più severe, telecamere piazzate in ogni angolo della città come deterrente, o c'è un ingrediente segreto? Ancora una volta, e tu dirai, sai che novità, siamo ultimi nelle classifiche di qualità della vita. L'ultima è una città, proprio l'ultima di tutta la classifica, è una città siciliana, Caltanissetta. Dico poco prima ci sono tutte le altre città siciliane. Perché siamo sempre in fondo a queste classifiche? Ma sai, insomma, sono classifiche che poggiano su statistiche non sempre equiparabili a vera e propria qualità della vita. Io ricordo che qualche anno fa questa classifica del Sole, una classifica del Sole 24 Ore, che è quella più considerata più attendibile, in cui comunque siamo sempre laggiù in coda, in testa c'era Belluno. Allora io sfido qualunque siciliano che abiti a Palermo o a Catania a scambiare Palermo o Catania con Belluno. Poi ovviamente parliamo di servizi, poi ovviamente parliamo di scuola, parliamo di strade pulite, parliamo di tante altre cose, però francamente insomma non può essere tutto riportato a una parametrazione così strettamente ragionieristica, che ovviamente con la qualità della vita in sé non ha molto a che vedere. Certo, è chiaro che è evidente che dal punto di vista dei servizi, dal punto di vista dell'efficienza del pubblico, siamo anni luce lontano da regioni come il Veneto, l'Emilia Romagna o la Toscana, ed è chiaro che su quello bisogna lavorare molto. Però insomma queste classifiche mi sembrano un po' la classica, come dire così, accademica esercitazione, un po' come quando si fa la classifica sul miglior centravanti del calcio nella storia e si mettono insieme calciatori di oggi con calciatori di 60 anni fa. È un gioco poco più, insomma, ma insomma, è vero che non stiamo benissimo, ma francamente io a Belluno non ci andrei a vivere, con tutto il rispetto per Belluno. Oh, il ponte! Ecco. Finalmente, dopo le assunzioni, ecco le prime foto del col ponte. Con la fotografia, manco il plastico, proprio direttamente la fotografia. Con la scenografia. La scenografia, proprio. Che sei ancora sempre sul ponte durante le assunzioni. Ah! Che sai fare? Castelli in aria, assunto. Assunto. Un'altra sconfitta o insomma vittoria, dipende da che punto di vista la si guarda, è quella del ponte sullo Stretto, no, Gaetano? Insomma uno stop anche qui che arriva dalla Corte dei Conti, un progetto vecchio di 28 anni che non è stato, almeno queste le critiche insomma al governo, che non è stato aggiornato. Si è cercato di andare avanti. In ogni caso è diventata più una questione ideologica, secondo me, questa realizzazione del ponte sullo Stretto, al di là dell'utilità dell'infrastruttura stessa. Certo, ma la questione del ponte non può essere una questione ideologica, è una questione tecnica, perché ci dobbiamo passare sopra qualora si facesse. Quindi non si passa sui ponti ideologici, si passa sui ponti di calcestruzzo, diciamo, ingegneristicamente validi. Se questa cosa serve, io non sono ideologicamente contro il ponte, però se questa cosa serve a fermare quello che è il rischio che avevamo tutti e che percepivamo tutti i siciliani e i non siciliani, cioè che il ponte sarebbe stato una di quelle cose che si cominciavano e poi diventava la grandissima incompiuta
che avrebbe devastato tutta la zona paesaggistica, il territorio, per poi rimanere a metà. Se questa cosa serve per cominciare in un modo col piede giusto, ma questa cosa ha detto, la Corte dei Conti ha detto, si sta cominciando col piede sbagliato. È tempo di bilanci di fine anno per valutare lo stato delle cose nelle regioni italiane. In tema di sanità, la Sicilia si trova sul podio, sì, ma non per eccellenze. Dopo la Campania, il numero più alto delle strutture sanitarie bocciate si trova nella nostra Trinacria, ben 43 su 103 sottoposte all'analisi dell'indagine Agenas, l'Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali, che avverte: è una valutazione, non una classifica. Nel 2025 i parametri presi in esame sono stati 218 su 8 settori diversi: cardiocircolatorio, nervoso, respiratorio, chirurgia generale, chirurgia oncologica, gravidanza e parto, osteomuscolare e nefrologia. Alle strutture viene assegnato un audit quando per 2 anni consecutivi ottiene un punteggio molto basso in uno specifico settore. La Sicilia ha 103 segnalazioni di audit su 43 strutture sanitarie, 16 segnalazioni di eccellenza, di cui solo 3 sono pubbliche: l'ospedale Cannizzaro di Catania nell'ambito cardiocircolatorio e gli ospedali di Noto e Lentini. 2 ospedali, il Papardo di Messina e il Policlinico Giaccone di Palermo, registrano la valutazione peggiore, con un dato che non fa sconti. Nel sistema sanitario siciliano persiste ancora il problema nel settore gravidanza e parto. Punteggi bassi anche per gli ospedali di Biancavilla, Caltagirone e per il Sant'Elia di Caltanissetta. Rispetto allo scorso anno, 68 strutture in Italia hanno migliorato i propri risultati e non sono più segnalate per l'audit. Tra queste ce ne sono 6 siciliane: l'ospedale di Acireale, quello di Modica, l'Humanitas di Mister Bianco, l'Istituto Oncologico del Mediterraneo di Via Grande, Casa di Cura Maria Eleonora Hospital e Ismet di Palermo. Tra pubblico e privato al sud sono state individuate 197 strutture su 1117 valutate da sottoporre a un processo di revisione. E così arriva la conferma che curarsi al nord è più facile, perché anche in questo caso l'Italia va a 2 velocità. Visti? Al tumore era stato dato troppo vantaggio incolmabile, nonostante la voglia di vivere di mia moglie, nonostante l'affetto della famiglia, nonostante l'impegno dei medici. Il tumore si era già diffuso. Lui è Giorgio Tranchida, sua moglie Maria Cristina Gallo non c'è più. Aveva 56 anni, era nata a Mazzara del Vallo, faceva la professoressa ed è morta di cancro. Mia moglie ha pagato una serie di errori fatti da altri, una serie di cose non fatte che equivalgono comunque ad un errore. Operata per un fibroma all'utero a dicembre 2023, l'esito della biopsia le viene consegnato ad agosto 2024, ma ormai dopo 8 mesi il quadro clinico è compromesso con metastasi diffuse. A mia moglie è stata tolta la chance di poter fare scelte diverse e quindi noi abbiamo subito una condanna per volontà di altri. Si è scoperchiato il vaso, emergono oltre 3.000 casi di referti mai consegnati dall'ASP di Trapani, 356 diagnosticavano un cancro. E come mia moglie, tante altre donne che tra l'altro in quei mesi avevano fatto squadra per chiedere, in tempi diversi, l'esame istologico, perché poi dopo le prime richieste nel reparto dove veniva richiesto c'era anche un po' di fastidio, quindi tutti ricevevano la stessa risposta. E noi lo abbiamo scoperto per caso che questo ritardo era un ritardo sistematico. Perché? Perché nel momento in cui mia moglie è andata a ritirare i documenti in ospedale, nell'archivio, un impiegato di quell'ufficio, un impiegato tra virgolette qualsiasi, ma lo stupore di mia moglie sul fatto che stava ricevendo un esame istologico dopo 8 mesi, ha mostrato un armadio con dentro dei faldoni, dei fascicoli, esclamando:
scusa, ma non pensare di essere da sola, qua ce ne sono altri 3.000 nelle tue stesse condizioni. E la domanda è possibile che lo sapesse soltanto quella persona che stava in quell'ufficio? Evidentemente non è così. La procura di Trapani apre un'inchiesta. Nel frattempo, lo scorso luglio, in 19 hanno ricevuto un avviso di garanzia tra medici, tecnici e infermieri. Croce, all'epoca direttore generale dell'ASP, non risulta tra questi. ASP e Regione oggi sono parti offese e alle udienze siederanno accanto alla famiglia di Maria Cristina. È strano, fa strano, evidentemente il fatto che siano dal nostro stesso lato quando si inizieranno le udienze, sì, sicuramente fa strano. Commozione e rabbia al funerale di Maria Cristina. Oltre al comune di Mazzara, qualche amico, dell'Arma dei Carabinieri, la Polizia di Stato e le istituzioni, e quelle non c'erano, quelle regionali non c'era nessuno. La pace la troveremo, la dobbiamo trovare per lei, ovviamente per noi, per i miei figli, per questa terra. La pace la troveremo, sì, una parte ci verrà data sicuramente dalla giustizia, da questa giustizia. Agrigento, capitale italiana della cultura 2025, ha dimostrato che la Sicilia sa essere colta, raffinata e assolutamente impreparata all'arrivo di migliaia di turisti. Eventi di livello internazionale incorniciati nella suggestiva Valle dei Templi, accompagnati da cartelli poco credibili e sgrammaticati. Per non parlare della pioggia in teatro o delle strade coperte di asfalto in fretta e furia che ha costretto operai rabdomanti a brancolare coi metal detector per ritrovare i tombini. Come dimenticare? Partiamo da Agrigento, capitale della cultura italiana. Io ci aggiungerei anche flop, perché visto quello che sta succedendo anche la Corte dei Conti adesso chiede conto e ragione. Si era un po' visto, no, Gaetano, dall'inizio, insomma. Un po' capito fin da prima che iniziasse. Esattamente. L'anno di capitale italiana della cultura, perché si è capito che non c'era una struttura, un'organizzazione, uno sforzo adeguato, cambi, organigrammi, dimissioni una dopo l'altra, quindi naturalmente è evidente, anche standoci quest'estate, passandoci, non si vedevano i segni proprio della presenza di qualche cosa che modificasse per un anno la percezione, dico anche quella degli eventi. Ci potevano essere altri progetti. La Corte dei Conti oggi ci mette il timbro, diciamo, se qualcuno poteva discutere è andata bene, è andata male, la Corte dei Conti mette il timbro e dice è andata male, cosa diciamo che i cittadini e i visitatori, i turisti avevano già ben percepito, però adesso non è più una percezione così malevola o, come dice qualcuno, di chi vuole male ad Agrigento. Nessuno vuole male ad Agrigento, ancora meno i suoi cittadini che ci vivono. È un'occasione persa, no Gaetano? È un'occasione persa però. È anche un boomerang, è anche peggio un'occasione persa, perché dopo che c'è andato il Presidente della Repubblica, ci sono state grandissime conferenze stampa fatte a Roma, fatte ad Agrigento, fatte a Palermo, impegni della regione, e non è solo la sconfitta dell'Agrigento, la sconfitta della Sicilia. La cenere, in un certo senso, da quelle parti c'è sempre stata, fino dalle origini, da quando cioè l'odore acre della lavorazione dello zolfo si appiccicava addosso alle tute degli operai che faticavano davanti ai forni di quel gioiello architettonico industriale di inizio Ottocento. Da lì lo zolfo lavorato, grazie alle ferrovie che attraversavano il complesso, raggiungeva mezza Europa e quel pezzo di Catania pulsava di vita. Un'altra era geologica e un'altra Sicilia, insomma, perché l'industria chimica col tempo prende il sopravvento. Le miniere in cui si estrae lo zolfo chiudono e le ciminiere appunto smettono di fumare per sempre. Rimangono in disarmo per decenni e diventano, loro malgrado, il propellente che riduce in cenere, è proprio il caso di sottolinearlo, la Prima Repubblica. Il processo di riqualificazione, pensato dall'allora pentapartito, si trasforma in uno scandalo che dà vita alla Tangentopoli, alle falde dell'Etna.
Siamo negli anni 90 del secolo scorso, in pieno periodo Mani Pulite. Berlusconi fa ancora l'imprenditore, ma a Catania soffia già il vento della Seconda Repubblica, che ha il volto e il pizzetto di Nello Musumeci. È lui, il primo presidente della provincia, eletto direttamente dal popolo, a volerne fortemente il completamento e l'apertura. Catania, che da tempo non è più la Milano del Sud, si riscopre comunque bella e vitale come una primavera, e le ciminiere ne sono un simbolo. Il centro, firmato dal genio di Giacomo Leone, nei suoi padiglioni e teatri ospita fiere ed eventi. Nascono il Museo dello Sbarco e del Cinema, e l'odore dello zolfo e il tanfo delle tangenti è solo un brutto ricordo. Catania piace come quel gioiello di archeologia post-industriale che proprio in quel cutuliscio nero, oggi ridotto in cenere, accoglie leggende della musica come Patti Smith, Lou Reed e Jackson Browne, ma decide in un certo senso le sorti della politica. Per 30 anni nell'auditorium si alternano infatti manifestazioni di partiti di tutto l'arco costituzionale che, attraverso l'affollamento più o meno cammellato di militanti e simpatizzanti in quei corridoi di cemento, mattoni rossi e pietra lavica, misurano le probabilità di vittoria o sconfitta di una competizione elettorale. Chi riempie 1200 posti delle ciminiere vince, si dice sempre nelle segreterie politiche e nelle redazioni dei giornali, come una formula matematica che produce un risultato esatto, o quasi. Il resto è cronaca e cenere di questi giorni, aspettando l'ennesima rigenerazione. Sindaco, questo è il racconto, diciamo, di quello che sono state le ciminiere per tutti questi anni, un racconto anche, diciamo, che ha camminato per tanti anni a braccetto con la politica. Anche lì nel racconto di Simona Mazzone c'è appunto questo termometro che è l'auditorium delle ciminiere, chi lo riempie vince le elezioni. Sono passati tutti da lì, Meloni, Berlusconi, insomma Prodi, tutti quelli che insomma hanno calcato, diciamo, le poltrone importanti della politica. Oggi che cosa succede? Oggi succede che dobbiamo fare i conti con una realtà che ovviamente speravamo non si verificasse mai, ma Catania ha reagito a ben più tragiche calamità e quindi dobbiamo subito rimboccarci le maniche e farci forza, approfittando del fatto che avessimo già cominciato a considerare i lavori di riqualificazione, perché una delle prime cose che chiesi quando divenni sindaco metropolitano era intervenire sulle ciminiere, perché erano in una condizione certamente non ottimale, moquette sporchissima, tappezzeria molte volte distrutta, alcune poltrone che non funzionavano, e quindi avevamo già immaginato uno scenario di cui abbiamo discusso nei dettagli proprio martedì mattina, poche ore prima dell'incendio, immaginando un intervento di 40 milioni di euro grazie a Cassa Depositi e Prestiti che ci consentiva entro giugno di definire il progetto esecutivo entro giugno 2026 per poi passare alla realizzazione delle opere. Naturalmente adesso noi dobbiamo tenere in conto i costi in più, perché tutto l'involucro esterno non era previsto nella fase di Perché era quello già oggetto, diciamo, in questo caso di riqualificazione. In quel momento sembra, secondo, diciamo, quanto dicono le indiscrezioni sulle indagini, ricordo c'è un'inchiesta della Procura, quindi si occuperà la Procura di individuare se ci sono dei responsabili, sembra che degli operai stessero lavorando alla riqualificazione, diciamo, dell'involucro esterno, fatto in legno, quindi con della pece di sopra, una fiamma libera, sembra un cannello, abbia provocato, insomma, un inizio di incendio che poi si è propagato appunto grazie al catrame, al legno, e che si è sviluppato poi nelle intercapedini del centro stesso, fatte anch'esse in legno, quindi insomma un incendio poi difficilissimo da fermare. Ricordo i vigili del fuoco che state vedendo in queste immagini hanno lavorato oltre 12 ore senza sosta per... Dobbiamo sempre ringraziare. Quindi, e così di fatto si è verificato quello che accadde a Notre Dame quando ci fu l'incendio che distrusse la cattedrale parigina, e quindi noi non avevamo ancora, anzi non pensavamo proprio di intervenire sull'involucro esterno, ha dato anche il forte valore architettonico dell'opera realizzata, o meglio progettata da Giacomo Leone. Adesso la nuova stima prevede un supplemento di costi di 17 milioni di euro. Lunedì abbiamo già convocato una riunione in città metropolitana invitando non solo i consiglieri della città metropolitana ma anche i parlamentari regionali per vedere che tipo di aiuto ci possa aggiungere da Palermo, e adesso però dobbiamo anche capire qual è il percorso da seguire. La faccio breve per evitare di annoiare i teleascoltatori. Ci sono due possibilità: una,
procedere più velocemente attraverso un appalto integrato. Appalto integrato significa che si stabilisce un piano di fattibilità tecnica economica e ci vuole molta bravura a farlo. A quel punto tu vai in gara con questo e chi si aggiudica la gara deve pensare al progetto esecutivo e deve pensare anche alla realizzazione dei lavori. È molto più veloce l'iter, ma non puoi garantirti una progettazione esecutiva che sia conforme a standard architettonici di pregio quali quelli che merita certamente il complesso affidata a un privato, esatto, che poi decide lui cosa fare, insomma, esatto, sulle vostre linee guida. Esatto, Però in alternativa noi dobbiamo fare il progetto esecutivo, adesso dirò come, e poi si appaltano i lavori, ma questo naturalmente protrae i tempi, ma a quel punto, data l'importanza dell'opera, io preferisco protrarli ancora di più ed eventualmente fare un concorso di progettazione, proprio perché è un gioiellino quello delle ciminiere e dobbiamo dare la possibilità a tutti quanti parlo di architetti, ingegneri, insomma i migliori studi europei, di immaginare quale possa essere il nuovo polo fieristico delle ciminiere, se lo capiranno loro se fare di nuovo lo stesso involucro, lo stesso cuturiscio, se modificarlo in altra forma. Questo è il percorso che vorremmo immaginare, ma nello stesso tempo ci confronteremo con gli ordini professionali per capire cosa potrebbe essere meglio per la città. Totò Cuffaro davanti al GIP si è avvalso della facoltà di non rispondere e ha chiesto di fare soltanto dichiarazioni spontanee perché, come è spiegato dai suoi legali, l'unica trascrizione di intercettazione ambientale finora ascoltata è risultata errata e non si ravvisa la parola soldi detta da Cuffaro. Fiducioso nella giustizia. Gli interrogatori ai 18 indagati per i quali la Procura di Palermo ha chiesto i domiciliari si sono conclusi ieri con l'arrivo davanti al GIP di Cuffaro, appunto, ma anche del suo ex autista e uomo di fiducia Vito Raso, del deputato regionale della DC Carmelo Pace e del faccendiere Antonio Abbonato. Giovedì invece è stata la giornata dell'interrogatorio per il coordinatore di Noi Moderati, Saverio Romano, accusato di avere sponsorizzato l'affidamento del subappalto di una gara bandita dall'ASP di Siracusa a un imprenditore a lui vicino. Romano serenamente ha commentato: non c'è una sola intercettazione che mi possa riguardare, e anche nelle chat che loro hanno a disposizione, perché hanno queste telefonate, c'è mai un riferimento a fatti criminosi. Le indagini, l'interrogatorio, le accuse sono tutti elementi che si sono abbattuti come uno tsunami sul piano politico della vicenda, tanto che già da qualche giorno Cuffaro e cuffariani sono fuori dalla giunta regionale. Il governatore Schifani ha aperto la porta, revocando le deleghe agli assessori della DC Nuccia Albano e Andrea Messina. La decisione del presidente siciliano, definita da lui stesso necessaria, ha però scatenato un terremoto politico. Lo stesso Cuffaro in settimana si è dimesso da segretario della DC, un ruolo assunto 2 anni e mezzo fa dopo aver scontato a Re Bibbia 5 anni di carcere per favoreggiamento alla mafia. C'è, e lo saluto, il direttore del Giornale di Sicilia, Marco Romano. Ciao Marco, ciao direttore. Ciao, buongiorno a tutti. Dicevo, una settimana anche questa intensa, non ci facciamo mai mancare niente, insomma una settimana segnata, no, direttore, anche questa, dalle inchieste che in questo momento, diciamo, entrano a gamba tesa sulla politica siciliana. Qualcosa significherà, no? Sì, le inchieste, bisogna capire se sono inchieste che entrano a gamba tesa sulla politica siciliana oppure se la politica siciliana che si predispone per essere atterrata dalle inchieste. Probabilmente questa seconda è la versione più corretta. Ne stanno succedendo di ogni. Nell'ultimo anno e mezzo ne abbiamo viste di tutti i tipi. Tangentisti o mazzettari presi in flagranza nelle ASP, l'inchiesta che riguarda Cuffaro e soci, adesso quella della Liberty Line, l'inchiesta ENAC, insomma mi pare che quella ovviamente che ha riguardato il presidente dell'Ars Galvagno e l'assessore Amata, di cui è stato richiesto il rinvio a giudizio qualche giorno fa. Insomma, non che la politica si stia risparmiando da questo punto di vista, e nell'attuale maggioranza di centrodestra paradossalmente in questo momento soltanto il partito del governatore Schifani, soltanto Forza Italia sembra fuori, diciamo, apparentemente da inchieste di primissima fascia. C'è stata coinvolta la Lega, ricordiamo, comunque indagato anche l'assessore San Martino, che è vicepresidente della regione,
Esatto, l'inchiesta ha riguardato anche un assessore dell'MPA che è stato dimesso o dimissionato, come si dice in questi casi, Fratelli d'Italia l'abbiamo detto, la DC adesso, insomma mi pare che ci siano dentro tutti. Allora, restiamo sull'inchiesta Cuffaro, che è quella che ha fatto, insomma, almeno apparentemente più rumore. Cosa ci racconta questa inchiesta, direttore? Ci racconta sostanzialmente due cose. Dobbiamo distinguere l'aspetto etico dall'aspetto giudiziario. L'aspetto etico, l'aspetto deontologico, l'aspetto quasi antropologico mi pare abbastanza chiaro ed è tutt'altro che edificante. Riguarda Cuffaro, e questo aggrava ancora di più la cosa, non per il personaggio in sé ma per il suo pregresso. Stupisce che un uomo della sua preparazione, della sua caratura politica, che sia simpatico o meno nulla cambia, e che ha vissuto quello che ha vissuto e che sa cosa succede in questi casi, quali sono i meccanismi in cui può cadere un politico, ci è ricaduto nuovamente, anche se in maniera diversa, con intercettazioni che danno la misura di quello che è un po' un andazzo che non riguarda certamente soltanto Cuffaro, non riguarda certamente solo la DC, ma riguarda un po' tutta, in senso orizzontale, la classe politica, direi non soltanto siciliana, perché negli scorsi mesi ne abbiamo raccontate sui giornali anche di inchieste più o meno simili che hanno riguardato la Marche, la Lazio, la Lombardia, dove certamente non governa certamente il centrodestra. Quindi c'è, come dire, un uso smodato dell'aspetto e del potere politico che spesso travalica, diciamo, le competenze strutturali che a cui un politico deve attenersi. Poi però c'è l'aspetto giudiziario. E noi siamo ancora qui a capire, in attesa che il GIP si pronunci sulla richiesta di arresto, a capire che peso penale, giudiziario, quindi hanno le accuse che sono state rivolte a Cuffaro e agli altri 17 indagati a vario titolo, perché insomma le accuse sono diverse da uno all'altro. Io ricordo che qualche giorno fa l'Unità, che non è certamente un giornale di centrodestra, ha posto seri dubbi in un'analisi approfondita all'interno delle sue pagine, ha posto seri dubbi sulla perseguibilità penale di Cuffaro in questo caso e degli altri, perché sono accuse difficili da provare. Le intercettazioni possono anche in qualche modo aprire una via, però poi bisogna provare materialmente e concretamente se si è concretizzato quello che viene detto all'interno delle telefonate. Quindi aspettiamo. Certamente Cuffaro da un punto di vista etico è colpevole, dal punto di vista giudiziario aspettiamo. Guardate queste montagne inviolate, stanno aspettando un nostro sogno. Qual è il sogno? Abbiamo sognato di Cardaci? Una località sciistica! Una stazione sciistica vuol dire alberghi, ristoranti, chalet. In una sola parola, lavoro per tutti. Ma qualcuno potrebbe dire, ma è 3 anni che non piove a Cardaci. Bene, io rispondo, bastano 5, solo 5 cannoni sparaneve e faremo di Cardaci la cortina della Sicilia. E quando la neve a primavera si scioglierà, perché vi prometto a primavera farò sciogliere la neve, risolveremo anche il problema della siccità. La politica è promessa. La politica sono promesse, che poi siano disattese o siano evase è un altro discorso, ma la cosa importante sono le promesse. C'è bisogno in qualche modo far sognare, perché io ti prometto che farò questo, questo e quest'altro. Chi promette delle cose più roboanti, più belle che possano fare sognare, possibilmente perché tu sei in televisione, ma avresti detto altre cose, l'avresti definito. No, è vero, no? Ci conosciamo un po'. Allora Gino, insomma, questo è, diciamo, un periodo difficile, perché poi, insomma, come dici tu, la politica e promesse poi mantenerle è difficile, anche perché i tempi si accorciano, non c'è più il tempo, no, di poter realizzare delle cose. Poi c'è anche un altro fatto, Luca. Fare della buona politica significa diventare impopolari. E se tu diventi impopolare poi rischi di non essere più eletto. E allora lì bisogna entrare nella testa del politico. A te cosa interessa? La tua poltrona
o interessa il benessere di chi ti ha votato? E questa è la cosa. Può sembrare non è banale, non è banale. Io sono banale, sarò non banale, è banale, dico, io vado alla sintesi delle cose, perché poi vuoi o non vuoi, io ad esempio farei un solo mandato per ogni cosa. Però da quella ci hanno provato i 5 Stelle non è bastato, anzi anche loro dopo hanno detto 2 mandati sono troppo pochi, perché insomma i tempi della burocrazia, i tempi di pensare e poi mettere in piedi una qualsiasi opera. Perché tu lo devi, sapendo che quella poltrona non sarà più tua, ma allora veramente tu pensi al benessere del... sai cosa pensi? Devo fare qualcosa che rimanga oltre la mia permanenza. Silvana Grasso, entriamo un po' nelle vicende. Grazie, perché mi ricordi il periodo più felice della mia vita. Allora, intanto c'è una notizia di oggi del Censis, vediamo se ti trova d'accordo. Cioè, l'Italia nel 2025 è stata ed è affascinata da 2, diciamo, vocaboli che poi rappresentano insomma anche l'animo umano: l'autocrazia, quindi dagli autocrati, e dal sesso. Allora, intanto io smantellerei i Censis, cioè tutti questi che sono spacciatori di verità, in realtà fanno censimento volante al telefono a gente. Io qualche volta è successo, no? Per cui io dicevo, ma io non lo capisco, che ovviamente fingendo, non capisco che significa autocrate. Autocrate? Poi chi non mi fa niente, ci fa niente signora, ci mettiamo la cosa, ho detto. Ehi, fermo, te lo dico io, autocrate è un doppio grecismo, perché autos se stesso, kratos potere, quindi l'autocrate da crazia, kratos potere, autos se stesso, quindi chi da se stesso si impone come potere. Però questa parola, diciamo, è questo stato è, diciamo, sintomatico del paese. Che vuol dire? Che c'è un paese debole, che non sa prendere decisioni, che si preferisce dare... In una società alla deriva, che va alla rinfusa, smidollata, impoverita e denutrita culturalmente, socialmente. I figli ormai sono affidati al cellulare, al tablet, le mamme sono affidate ai saloni di bellezza, con scippapila di qua, con le farlocche di là, con le punge. Veramente è il terreno adatto per la prolificazione batterica più pericolosa, l'autocrazia. Però io ritengo che questo sono, sai, di quei sondaggi che durano niente, perché io una cosa bella te la posso dire con gli studenti, io lavoro in alcune università in tutto il mondo. In realtà proprio dai giovani non sta partendo questo momento di fierezza, di rinascita, di rabbia e di presa di coscienza. Perché oggi quando io al mio studente all'università dico sì, vuoi parlare di politica, e dimmi, non ammutolisce come avrebbe fatto quando insegnava al liceo. Oggi mi sfida e io mi faccio sfidare. Senti, a proposito di politica, hai visto quello che è successo a Totò Cuffaro, no? Te l'aspettavi? Allora, io sono stata, vedi, perché io ho un po' di stima di me, ce l'ho, mi devi credere, non mi voglio bene perché, insomma, mi porto dentro macerie antiche, credo anche un disordine genetico, però un merito ce l'ho. Prendo le persone nel momento in cui sono in terra, tutto solo. A Totò Cuffaro ho fatto un articolone sulla Sicilia nel momento in cui era nella galera, esorcizzato, sputato, demonizzato da tutti. Io e lui non ci eravamo mai visti nella vita, tranne al funerale del papà di Raffaele Lombardo, in cui si avvicinò per dirmi: ma lei è spettacolare, sono affascinato. E poi aggiunse: dopo io già mi scannalea. Perché io mi viene a trovare? Risposta: io ho detto, si metta in coda, mi faccia l'invito come Raffaele Lombardo quando gli ho chiesto di venire a casa mia. Se poi si comporterà come si è comportato chi oggi mi ha messo quello, ringrazio a vita, si vedrà. La
La lista degli uomini politici siciliani, indagati o sotto processo, si infittisce sempre di più, giorno dopo giorno. Le inchieste giudiziarie stanno inghiottendo questa terra, martoriata da scandali e inchieste. In settimana gli arresti domiciliari per Totò Cuffaro, DC, accusato di associazione per delinquere, corruzione e turbativa. Ma anche la richiesta di rinvio a giudizio per il presidente dell'ARS, Gaetano Galvagno, Fratelli d'Italia, accusato di corruzione, peculato, truffa e falso. Ma la lista è lunga. A processo per corruzione a Catania c'è Luca Sammartino, uomo della Lega, rientrato nel governo Schifani da vicepresidente e con delega all'agricoltura dopo l'annullamento dell'interdizione dai pubblici uffici. Corruzione e reato contestato anche Elvira Amata, Fratelli d'Italia, assessore regionale con delega al turismo, nell'ambito della stessa inchiesta che ha coinvolto Galvagno. Associazione per delinquere, turbata libertà degli incanti e frode nelle pubbliche forniture sono le accuse all'ex assessore regionale all'energia Roberto Di Mauro, attuale capogruppo dell'MPA all'ARS, di cui fa parte anche Giuseppe Castiglione, che ha lasciato la carica di deputato regionale dopo l'arresto a Catania per voto di scambio. Tentata concussione e abuso d'ufficio sono i reati contestati a Salvo Geraci, capogruppo della Lega all'ARS, rinviato a giudizio e dimessosi dalla Commissione regionale antimafia. All'attuale capogruppo della DC all'ARS, Carmelo Pace, contestata la corruzione nell'ambito dell'inchiesta che coinvolge Cuffaro, ma il GIP ha respinto la richiesta degli arresti. La stessa inchiesta per corruzione, anche per lui il GIP ha negato gli arresti, coinvolge Saverio Romano, coordinatore di Noi Moderati. Per tentata violenza privata nell'ambito di un'inchiesta sulla sanità a Palermo è indagato il deputato regionale di Fratelli d'Italia Gaspare Vitrano, mentre di peculato è accusato l'ex presidente dell'ARS Gianfranco Miccichè. La lista è lunga, certamente, ma è finita qui? L'anteprima di oggi ho il piacere di avere con noi Attilio Bolzoni. Ciao Attilio, collega, scrittore, per anni firma della Repubblica. Ciao Attilio. Ciao. Attilio, insomma, allora io parto in questa chiacchierata che facciamo all'inizio della trasmissione, giusto per non farci mancare niente. Parto, guarda, da un tuo libro che è Immortali, che è il libro con il quale stai girando, insomma, che racconta uno spaccato della Sicilia, non della migliore, direi, assolutamente. Della Sicilia degli immortali, appunto, quindi non può essere la migliore, delle tribù politiche, delle solite tribù politiche che comandano ininterrottamente da 33 anni, da 35 anni. 35 anni fa in alcune province della nostra isola l'acqua arrivava 2 volte al mese e oggi arriva 2 volte al mese. 35 anni fa una strada su 5 era interrotta in Sicilia e oggi una strada su 5 è interrotta. 35 anni fa sprofondavano paesi sotto i nostri occhi e oggi sprofondano paesi sotto i nostri occhi, ma in questi 35 anni comandano sempre gli stessi, e che sono da una parte Totò Cuffaro, dall'altra Raffaele Lombardo, al centro Salvatore Cardinale e intorno Marcello Dell'Utri, il presidente della regione Renato Schifani. È un'unica tribù che è immortale. Sopravvive a tutto. Sopravvive a se stessa, direi, anche, nonostante le inchieste, perché alcuni di questi personaggi vengono arrestati, altri vengono condannati, altri vengono prosciolti, altri sono stati assolti, quindi tutte le posizioni di questi personaggi sono diverse. Sono tutte diverse, ma immancabilmente questi hanno avuto in passato, molti di questi hanno avuto rapporti con ambienti criminali. Ora, sono quelli che comandano in Sicilia, ma basta pensare a Palermo. Il sindaco di Palermo, quello che il 23 maggio va a rappresentare la città per ricordare i morti di Capaci, Falcone e i poliziotti, è stato voluto da 2 condannati per mafia, Totò Cuffaro e Marcello Dell'Utri. Poi mi dicono che lo Stato ha vinto. Forse ha vinto, ma ha anche perso.
Senti Attilio, proprio su Cuffaro, diciamo, ti ha colpito questa, evidentemente no, perché dico, tu lo dici in maniera chiarissima, dice, sono sempre gli stessi che comandano, dico, ma ti ha colpito questa seconda inchiesta, questi secondi arresti? Diciamo, la maggior parte, devo dire, anche di tanti colleghi, non avrebbe mai pensato a un epilogo di questo tipo. Guarda, io sono andato a prendere Cuffaro nel dicembre 2015 fuori da Rebibbia all'alba, il giorno che è uscito. Ho fatto un pezzo di viaggio con lui e mi aveva detto: non faccio più politica, non farò mai più politica, ho pagato il mio conto, ho capito di aver sbagliato. Io non so se gli ho creduto al tempo o non gli ho creduto, però negli ultimi anni ho capito che lui comandava prima, dopo e durante il carcere, perché studiando la situazione siciliana ti accorgi che quando Cuffaro entra in carcere per la prima volta, dopo 12 giorni il suo amico Saverio Romano, altro personaggio coinvolto nell'inchiesta, la procura ha chiesto l'arresto e il GIP gliel'ha negato, 12 giorni dopo l'arresto di Cuffaro il suo amico Romano è diventato ministro nel quarto governo Berlusconi. Quando era in carcere Cuffaro aveva 3 assessori nel centrodestra di Lombardo e 3 assessori nel centrosinistra di Crocetta, ha altri assessori nel governo Schifani, ha le mani nella sanità, nella formazione. Non ha mai smesso di comandare un solo giorno. Me lo aspettavo? Non avevo risposto alla tua domanda. Sì, me lo aspettavo perché era tutto alla luce del sole. Ora c'è l'inchiesta giudiziaria naturalmente e non so come andrà, ma un conto è l'inchiesta giudiziaria e un conto è quello che vediamo tutti noi ogni giorno alla Regione. Oggi nell'anteprima ho il piacere di ospitare il decano degli attori siciliani, un grande maestro, personalità d'eccezione, non solo siciliana del teatro ma del teatro italiano, Pippo Pattavina. Benvenuto. Grazie dell'invito, sono felice di essere qua. Ho detto bene o sono stato tirato poco generoso? Perfetto, no, anche troppo, troppo. Mi fai apparire quello che non sono. Assolutamente. Come sta Pippo Pattavina? Bene, diciamo i miei 87 anni me li recito abbastanza bene, no? Perché per me il teatro, tu lo sai, è la vita e quindi fin quanto continuerò a fare questo mestiere, questa professione, starò sempre bene. Infatti mi auguro di morire in palcoscenico. Questa è una trasmissione ovviamente, lo sa, no? Che si occupa di temi della politica, che si occupa dei temi dell'attualità, però io ovviamente, siccome in un mondo in cui c'è sempre meno pensiero critico, a me piace avere delle persone come Pippo Pattavina che guarda nel mondo con gli occhi dell'intelligente, no? Dell'intelligenza, intelligenti pauche, no? Sì. Poche parole. E allora, che periodo stiamo vivendo, Pippo Pattavina? Ma secondo me stiamo vivendo un periodo molto molto brutto. Guarda, io sono da questo punto di vista molto pessimista, sarà anche una questione di età, ma non vedo roseo perché siamo cambiati, ci siamo incattiviti, siamo diventati, lo spirito è andato a farsi benedire, la gente è cattiva, è invidiosa, litighiamo con una frequenza immediata, non abbiamo requie, non abbiamo le guerre continue, il distruggere le persone che ci stanno accanto, non avere compassione degli altri, è un'epoca molto 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 brutta, molto brutta. Io veramente dall'alto dei miei 87 anni ne ho visti momenti brutti, ma come quest'epoca no, è un'epoca dove anche la politica non è più la politica di una volta. Sì, una volta si mangiava, si rubava, si facevano però c'era una classe, capito? C'era la classe, ecco, manca oggi la classe. Oggi è tutto trash, tutto spazzatura, tutto improntato al cattivo gusto. Ma può essere che però, insomma, magari una volta certe magagne non si vedevano perché non si avevano gli strumenti, mentre oggi anche, insomma, con l'utilizzo... No, ma si vedevano le magagne, si vedevano benissimo, però erano fatte con una tale classe, con una tale eleganza, guarda. E oggi invece rubo e te lo faccio vedere che sto rubando, va bene? Proprio, oggi c'è una spudoratezza che una volta non c'era, devo dire.
Una volta si era più signori, più nascosti, oggi si ha il coraggio delle proprie cattive azioni, e questa è una cosa che mi dà fastidio. Cioè io ti tratto male e te lo dico. Sì, si è onesti da questo punto di vista, devo dire molta onestà, no? Le faccio vedere un video, questo giusto per restare ai giorni nostri. Questo è un video, chiedo alla regia di mandarlo, un video proprio di queste ore, che ha totalizzato in pochissimo tempo oltre più di 1 milione di visualizzazioni proprio in pochissimi minuti. Se riusciamo a rimandarlo di nuovo, ecco, questa in teoria, dico in teoria, è l'Etna che è ritornato in eruzione alla vigilia di Natale e ha cominciato diciamo, ad avere un'attività diciamo, normale per un vulcano. Ecco, questo qua però è un video fake. Questo non è l'Etna, cioè non è così, però sembra verosimile, no? Cioè, sembra proprio l'Etna. Ovviamente questo video ha fatto il giro d'Italia, il giro del mondo, perché l'Etna è una bellezza che tutto il mondo ci ha. Questa cosa evidentemente è stata fatta da qualcuno proprio per ottenere questo risultato. Sono questi i nostri tempi. L'intelligenza artificiale, no? Evidentemente l'avranno fatta con l'intelligenza artificiale. È un prodotto dell'intelligenza artificiale. Allora qui il dibattito dovrebbe essere tra quella artificiale e quella vera quando c'è. È una cosa che può suscitare anche una certa emozione, perché vedere questi lapilli ma non sono veri però. Certo che non sono veri, però se tu non me lo spieghi, se tu non me lo dici, io li prendo per veri. Evidentemente per me sono veri. Ci fregano con poco. Certo che ci fregano un poco, perché l'intelligenza artificiale è una cosa molto bella che può aiutarti tantissimo, però ti può portare a queste cose qua, e quindi bisogna starci molto attenti, perché abbiamo gli anticorpi ancora per proteggerci. Molto pochi. Ancora qualcosa ci rimane, ma molto poco, dobbiamo provvedere in tempo, perché l'uomo è insostituibile da questo punto di vista. Puoi inventare intelligenza artificiale, tutto quello che vuoi, ma l'uomo con il suo cuore, con i suoi sentimenti non lo potrai sostituire mai. Totò, ci lasciamo un anno per certi versi, dal tuo punto di vista che fai insomma la satira divertente, non ti mancano mai spunti, ma devo dire le aspettative del 2026, che è quello di cui parleremo in questa puntata del Punto, anche con ospiti dopo nel dibattito, diciamo, qualificati per farlo. Abbiamo l'Istituto Piepoli che ci darà tante grafiche. Allora, Totò, diciamo, ma è un anno che ci dà tante belle informazioni su come si muove la politica, come si muove la politica ad alti livelli, quindi la geopolitica mondiale. Noi abbiamo visto quest'anno tante cose che forse non avevamo neanche mai visto o immaginato di poter vedere, come ad esempio l'incontro Trump-Zelensky è stato l'inizio anno, l'inizio 2025. È stata una cosa che neanche i più famosi autori di thriller avrebbero potuto immaginare un incontro di quel tipo alla Casa Bianca, insomma, un po' imbarazzante. Allora, Totò, facciamo così, raccontiamo con qualche vignetta lo scorso l'anno passato, e poi ovviamente ci proiettiamo. C'è da dire una cosa, che io sono 35 anni che faccio vignette per il giornale, con te sono 10 anni, e se vado a riprendere vignette di 30 anni fa, vai a vedere che sono notizie che potrei mettere. Cambiano solo i cognomi, penso. Cambiano solo i cognomi, quindi non è che... E lo sappiamo, ma è questo lo spunto che noi ogni volta vogliamo dare con te, tu lo sai, quindi insomma. Allora, cominciamo, prima vignetta. Allora, la prima vignetta... La mandiamo in grafico, ovviamente. E riguarda appunto Trump, che inizia il suo secondo mandato. Quindi qua siamo a gennaio. Io riprendo un po' quello che è stato il motto di Cuffaro, no? I have a drink. In questo caso, nel senso che in un sol colpo mitologica, drink. Qua però lui lo dice nel senso che in un sol colpo mi sono bevuto anni e anni di diplomazia, perché con Trump viene fuori con i suoi quella modi, che è il vero volto un po', dell'America, no? Il vero volto, sì, così. L'impero che chiama a raccolta le colonie, per certi versi arrogante, no? Questi sono gli Stati Uniti, in effetti non hai tutti i torti. Allora, prossima vignetta. Prossima vignetta è invece... Qui siamo a ottobre, quindi voliamo... La grande barzelletta del ponte, ormai la possiamo chiamare un po' anche una barzelletta. Cioè, sono
da Carlo Magno che si parla Diciamo, del io ponte. ricordo pagine memorabili della Sicilia nel 1999, la prima pietra del ponte sullo Sì, Stretto. Rutelli, a settembre facciamo il ponte. Io feci una vignetta dove uno diceva scusi di mattina o di pomeriggio perché così mi organizzo. Comunque qua abbiamo Allora. Salvini che appunto mette la prima pietra, forse anche l'ultima. Cos'è, una lapide? Sì, è la lapide appunto sul ponte sullo La prima Stretto. pietra, la pietra tombale, diciamo, in questo senso. Andiamo Avanti, poi ci sono vignette, alcune di Siamo queste sempre di nel cronaca, 2025, qua, siamo sempre- così diciamo un gossip, questa è proprio fresca fresca. gossip televisivo. Questa secondo me insomma. ce la portiamo anche nel 2026. Vabbè, scoppia lo scandalo Signorini che dice Corona, uccello del malaugurio. Assomiglia, guarda un po', lo mettiamo vicini la vignetta A chi? A te, signorine. Attenzione, Insomma, no, però io insomma non fai il grande fratello. no, non faccio il grande ambisci a fare il fratello, grande io ho fratello. anche altri gusti. Andiamo avanti. Vabbè, oh. Allora, qua siamo sempre ancora nel 2025. 2025 ci spostiamo in Francia e il 19 Questa è ottobre un'altra cosa succede memorabile, una cosa un'altra cosa memorabile. sbalorditiva ma anche bella, cioè sono quei ladri che fa piacere che siano ladri, cioè non il ladro che ti ruba a casa, ruba il motorino. Questi sono proprio dei ladri, Il dei furto al Louvre è il Lupin. grande sogno di tutti i ladri professionisti. Qua abbiamo due insomma guardiani, dice questo hanno rubato le braccia della Venere di Milo, dice imbecille, era già così. E con questo diciamo abbiamo toccato 4 punti del 2025. Adesso ci proiettiamo nel 2026. Sì, non faccio previsioni ovviamente. No, per favore. Anche perché, l'ultima volta che uno l'ha fatti è stato devastante. Infatti Fox, ti ricordi? Se lo ricordo tutto il Scoppiò mondo. poi il Covid. Quindi andiamo a vedere questa qui che non è una vignetta allegra ma purtroppo è satira. C'è cosa ti aspetti al 2026? Ma cosa mi dovrei aspettare da un anno che inizia con 47 morti? La cabala qui, insomma. Quello che è successo a Capodanno, una tragedia. A Montanà, insomma, ancora si piangono questi poveri ragazzi. Poi la tragedia è terribile anche diciamo nei suoi particolari, no? Tutti questi ragazzi under 17, insomma, possono essere figli di tutti. L'età sicuramente è quella di Appesantisce chi non ha, insomma, di chi avrebbe avuto, diciamo, una vita consapevolezza. davanti, no? Insomma, vabbè, davvero è una cosa terribile che è accaduta. Va da sé, insomma, si commenta da sola, ecco. Andiamo avanti, prossima vignetta. Eccola qua. Questa è la vignetta. Io sono avuto per questa vignetta. Bravo. Allora, inizia il 2026 con gli aumenti. Con gli aumenti. Allora, tra tutti gli aumenti c'è stato l'aumento del diesel. Questo qui infatti di fronte alla pompa dice mannaggia, sempre aumenti. Qua c'è la signorina, l'altro, cioè vieni da me bello, ho mantenuto i prezzi del 2025. Almeno se non puoi... Chi lo sa per quanto tempo poi. Anche là appunto. Anche là. Vabbè. Tanto saranno pure tassati questi, no? Diciamo, ancora no, in Italia ancora non c'è una legge che tassa. Dovrebbero farlo perché almeno fanno entrare soldi nelle casse dello Stato. Andiamo avanti. Allora, ne abbiamo, ecco qua. La fuga di Sicilia. cervelli. Parliamo della Sicilia, fuga di cervelli. Dico, faccio questa vignetta anche perché voglio dire, io ho 2 figlie, tutte e 2 fughe di cervelli. Se ne sono fuggiti. Sono fuori, quindi purtroppo aggiungerei perché mi piacerebbe che fossero qui in Sicilia ovviamente con me. Allora, spendiamo tanto informazione e poi i giovani emigrano. Tranquillo, recuperiamo col caro voli. Col caro voli, certo, insomma, poi quello che è un'altra grande piaga, proprio questa è veramente una piaga, non riesce nessuno a risolvere questa questione del caro voli. Quanto e poi facciamo una previsione, che non è una previsione, insomma, sulla politica regionale. Ed ecco questa è l'ultima vignetta. È l'ultima vignetta. E insomma, Schifani andrà verso il bis. Mentre alla regione c'è chi meriterebbe pure il 41 bis. Anche perché sappiamo benissimo da quanto tempo? Che parlano e poi alla fine. No, perché quello che è il grande gioco della politica è quello di fare sorgere il dubbio nel popolo. Perché parlano il politichese e tu che magari non hai conoscenze, poi addentrandoti
nei fatti della politica dice: e se mi sto sbagliando? Invece non ti stai sbagliando, invece non ti stai sbagliando, perché la Catania-Palermo è così dal 1300, la Catania-Ragusa non se ne è più neanche parlato, il ponte, il ponte lasciamo perdere, ma dico, i treni, i trasporti, lasciamo perdere la sanità. Ecco, la sanità, rifiuti, insomma sono tutti temi che affrontiamo. Quindi voglio dire, il popolo non sbaglia, forse sbaglia ad andare a votare, secondo me. Bisognerebbe andare, perché se andasse la massa a votare i politici comincerebbero a tremare, perché se non tremano evidentemente non hanno paura del popolo, no? Perché durante le festività natalizie, soprattutto nei giorni successivi ai rossi sul calendario, i pronto soccorso sono stati affollati? Le motivazioni del sovraffollamento in pronto soccorso in questo periodo dell'anno sono molteplici. Innanzitutto c'è stato un incremento degli accessi dovuti al picco influenzale, soprattutto nei pazienti fragili, intendo i cardiopatici, chi soffre di broncopatie croniche, diabete eccetera, hanno sviluppato una sindrome influenzale molto forte con polmonite che ha determinato un incremento degli accessi. L'altra motivazione è che durante il periodo festivo purtroppo vengono a mancare tutta una serie di servizi collaterali al pronto soccorso, per cui il cittadino chiaramente cerca aiuto, cerca risposte nell'unico servizio che è aperto H24 7 giorni su 7, che è proprio il pronto soccorso. Sto parlando dell'ambulatorio del medico di famiglia che magari riduce durante il periodo festivo il servizio. E a proposito del medico di famiglia a cui generalmente ci si rivolge, quali sono le sue responsabilità? Io non parlerei di responsabilità, io parlerei di un cambiamento di rapporto. Il cittadino adesso non si accontenta più del semplice esame obiettivo con la mano poggiata sulla pancia come si faceva un tempo, quindi se si deve parlare si deve fare un discorso più complesso, nel senso che ai medici di famiglia devono essere dati tutti questi strumenti nei propri ambulatori per dare più risposte al cittadino che spesso non le trova e utilizza male il pronto soccorso venendo da noi. Tornando al sovraffollamento nei pronto soccorso, quanti pazienti rimangono e quindi vengono smistati nei reparti e quanti invece vanno a casa? Allora, in merito ai pazienti che arrivano in pronto soccorso, noi siamo assolutamente come tasso di dimissione allineato con gli altri tassi di dimissione nazionali, se non un po' più basso, come pronto soccorso il San Marco. Dei pazienti che entrano giornalmente in questo periodo in pronto soccorso, che sono circa 130-140, solo il 9% vengono trattenuti dentro il pronto soccorso e gli altri vengono dimessi a casa in tempi abbastanza brevi. Questo a significare che magari molte patologie potrebbero essere comunque gestite diversamente e il paziente non necessita del pronto soccorso. Esiste anche quindi i reparti sono congestionati con questi pazienti, le dimissioni si allungano, i posti letto sono pochi e la gente resta in boarding. Le strutture, molti pazienti vengono portati qui in pronto soccorso per problemi pratici, gestionali, che la famiglia non riesce più a gestire, ma questo non è un paziente da ospedalizzare, questo è un paziente che dovrebbe essere destinato ad altre strutture. Speriamo che con l'applicazione del DM77, quindi con l'apertura delle case di comunità, degli ospedali di comunità, la situazione migliori. Esistono numerosi studi pubblicati in cui il boarding, più è lungo il tempo del boarding, più aumenta il tasso di mortalità dei pazienti. Quando parla di questi pazienti anziani cronici che vengono portati al pronto soccorso, vengono portati qui impropriamente? Di fatto sì, perché il pronto soccorso deve essere utilizzato bene e deve essere utilizzato per gli acuti. L'opinione di oggi è quella del direttore di Repubblica Palermo, Emanuele Lauria, che saluto. Ciao Emanuele, benvenuto, bentornato. Ciao anche a voi, bentrovati. Allora Emanuele, partiamo proprio dal nuovo scandalo della sanità, insomma, per voi diciamo, sul giornale l'avete diciamo, raccontato proprio in questi giorni, insomma, questa sanità siciliana che non trova pace. Adesso la storia è che negli ospedali pubblici si erogano più servizi a pagamento rispetto a quelli in regime ordinario. Questo che significa che gli utenti sono costretti a pagare per accelerare
pagare ovviamente per scavalcare le liste di attesa che ovviamente per chi non può pagare si allungano a dismisura. Ma sì, guarda, io su questo ulteriore ennesimo scandalo della sanità sulla quale indaga la Corte dei Conti, insomma, farei una sola riflessione, cioè i siciliani sono costretti a godere, tra virgolette, scusatemi, di servizi minimi inferiori a quelli che hanno nelle altre regioni, poi alla fine hanno pure, come dire, l'obolo da pagare per avere un minimo di assistenza normale, ecco. E questo è l'ennesimo risvolto, diciamo, negativo di un settore che evidentemente non si riesce a governare, che è fuori dal controllo. Ora, lo stesso presidente Schifani ha detto che insomma la sanità sostanzialmente è stata in questi anni in mano alla politica, e lui l'ha detto per in qualche modo difendersi, insomma. È evidente che bisogna capire se delle responsabilità ci siano anche in capo a chi oggi gestisce la regione. La risposta a me sembra implicita. Il problema che resta sullo sfondo è che obiettivamente la sanità è un grande buco nero che in Sicilia ha prodotto più clientele che salute. Adesso si parla di sostituire, insomma, questo assessore, già è stato sostituito un primo assessore tecnico, la Faraoni è un assessore tecnico, diciamo, adesso i partiti chiedono una rappresentanza politica nel vero senso della parola, cioè hanno chiesto a Schifani mettiamoci un politico. Ma guarda, io non so se quella è la soluzione. Diciamo, in un mondo ideale bisognerebbe prendere tutti i manager della sanità, tutti coloro che hanno gestito la sanità e farli andare via e farli ruotare, in un mondo ideale. È chiaro che, diciamo, andando di tentativo in tentativo fino adesso non si è raggiunto il risultato. I tecnici sono stati una scelta che avevano una logica, ma se poi questi stessi tecnici rispondono a logiche politiche, diciamo, non andiamo da nessuna parte. E a me continua obiettivamente a sorprendere e a colpire, diciamo, tutto questo come dire, accapigliarsi dei partiti per tenere uno spazietto, un predellino nella sanità. Questo significa che la mentalità non è cambiata di molto, e la mentalità è quella che ha prodotto effetti, ricordiamoli, anche criminali nell'ultimo anno, perché ricordiamo la storia dei referti di Trapani, insomma, per dare un quadro, diciamo, del sconsolante di quello che è stata la gestione di questo settore in Sicilia. Allora, Stefania ci fa l'insegnante, poi questo è, come dire, anche un occhio, uno sguardo privilegiato alla società di oggi. Faccio questo riferimento perché oggi si parla molto, no, di minori senza controllo, baby gang, violenza, Maranza, come dire, il nome importato, diciamo, che adesso è diventato titolo di tutti i giornali. Ma in realtà non è che sia, a mio avviso, cambiata in maniera radicale la situazione, cioè quelli che una volta in dialetto si definivano picciuttunazze, questi ragazzini così un po' cani di bancata, senza punti di riferimento, magari con delle famiglie un po' disastrate alle spalle, ci sono sempre stati, sono sempre esistiti, così come pure ci sono stati i figli di papà che per noia o per sfida hanno tenuto dei comportamenti anche che travalicavano appunto il limite del penale. Non è niente di nuovo, probabilmente è qualcosa però che ha più visibilità, che ha più forza, che ha più impatto, e si gestisce molto male, perché oggi abbiamo un po' le armi spuntate in quanto adulti, non soltanto come insegnanti, non soltanto come genitori. Abbiamo le armi spuntate perché c'è questa sorta di bisogno di emulazione che i ragazzi vivono proprio attraverso i video, attraverso i social. Per loro pubblicizzare, rendere gli altri edotti di quello che fanno, di queste bravate di più o piccolo, cioè di maggiore o minore dimensione, è diventato un po' la regola. E c'è anche una cosa che mi colpisce molto, spessissimo anche i conflitti familiari finiscono, per esempio su TikTok, non è raro il caso anche che un po' ci lascia scioccati da insegnanti, da adulti, vedere questi dissing, chiamiamoli così, tra genitori e ragazzi, tra ragazzi, anche con termini abbastanza pesanti. Si è un po', secondo me, perso, questo sì, abbiamo il senso delle proprio parole. Quello del ragazzino picchiato, che è diventato, diciamo, un video virale sui social. Probabilmente è stato, in questo caso, i social sono stati in questo hanno caso aiutato a liberare, insomma, da esatto, c'era una dimensione di violenza
violenza familiare che era fortissima, ma la cosa che appunto dovrebbe farci riflettere è che sembra quasi caduta quella paratia, quella membrana che separava il pubblico dal privato, per cui oggi è abbastanza normale che sia i figli che i genitori, e questo trovo veramente pesante, pubblichino i momenti di lite, i momenti di crisi con i figli sui social, rendendoli praticamente, dandoli in pasto al facile giudizio, all'approssimativo giudizio di altri.